Ieri 8 gennaio il GUP presso il Tribunale di Agrigento, in esito al giudizio abbreviato chiesto dal ragioniere Calogero Volpe, lo ha assolto con formula piena e allo stesso modo in sede di udienza preliminare ha assolto il geometra Salvatore Moncada, deceduto lo scorso 5 maggio, entrambi assistiti dagli avvocati Marco Giglio del Foro di Agrigento e Alberto Sirani del Foro di Milano, dall'accusa di bancarotta preferenziale in concorso nell'ambito del procedimento penale avviato dall'allora sostituto procuratore dottor Gianluca Caputo della Procura della Repubblica di Agrigento, in ordine al fallimento, cita il comunicato della società Moncada, Solar Equipment, nella quale gli stessi rivestivano rispettivamente la carica di amministratore unico e di procuratore. Per effetto delle assoluzioni sopracitate è stato altresì disposto il dissequestro della somma di euro 6.464.129,32 e disposta la restituzione alla Moncada Energy Group. Detta somma era stata originariamente sequestrata nell'agosto del 2021 in forza del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Agrigento.